Sull'intervento che potrebbe portare 26 ettari di siti produttivi, capannoni, asfalto e cemento nelle campagne bassanesi fra San Lazzaro e la strada pedemontana c'è gran fermento. Carte non ce ne sono ancora, ma i cittadini hanno già fatto capire che vogliono dire la loro su un progetto di trasformazione decisamente importante per la città. E l'assessore all'urbanistica di Bassano conferma la parola d'ordine sarà partecipazione. La partecipazione dei cittadini è doverosa, c'è stata una buona partecipazione anche nell'Assemblea Pubblica di San Lazzaro, dove ho avuto la possibilità di spiegare l'escursus normativo, le possibilità normative sulle quali magari le aziende si stanno muovendo per presentare una possibile progettazione. È chiaro che mi sento di rassicurare i cittadini che in questo momento non c'è nulla agli atti, ma visioneremo in maniera puntuale gli elaborati e sicuramente avremo modo di condividere assieme alla cittadinanza proprio questo processo di trasformazione. Da un lato ci sono gli interessi dei privati che hanno partecipato all'asta e che vorranno vedere riconosciuti i propri diritti. Dall'altro c'è l'interesse della collettività a voler mantenere inalterato un angolo di campagna bassanese e a poter governare il cambiamento nel territorio. È il classico caso degli interessi che si contrappongono. Da una parte la necessità aziendale di investire sul territorio, di portare lavoro, di portare investimenti importanti e ovviamente dall'altra parte gli interessi della collettività di mantenere un territorio dal punto di vista paesaggistico il più naturale possibile, quindi di fatto bisogna trovare quel punto di equilibrio per far sì che le parti riescano a trovare un punto d'accordo.